Ci troviamo a Marino di Piave per celebrare i 40 anni del centro diurno di Bocca di Strada. Qui con noi Roberto Sini, direttore del centro. Gli rivolgiamo subito una prima domanda per chi non lo dovesse conoscere: che cos'è il centro diurno di Bocca di Strada? Il centro diurno è una realtà che accoglie persone con disabilità. Noi ospitiamo 30 ragazzi che ci vengono inviati dal servizio disabilità età adulta e sono 30, nel senso che abbiamo una convenzione per questo numero. Parliamo di ragazzi, ma li chiamiamo affettuosamente ragazzi perché di fatto si tratta di persone adulte con un'età che oscilla dai 18 ai 64 anni. La più vecchia ha 63 anni effettivamente. 40 anni di attività che oggi sono stati celebrati da un importante convegno qui a Marino di Piave. Se dovesse dare uno sguardo complessivo su questi 40 anni, quali le impressioni, quali anche gli scopi, gli obiettivi di questo centro? Allora, i 40 anni vogliono in qualche modo celebrare un'esperienza di attività finalizzata all'inserimento lavorativo. Il centro diurno nasce come centro di lavoro guidato, quindi come esperienza sperimentale negli anni '80 per aiutare le persone con disabilità a trovare una loro collocazione lavorativa. In questi 40 anni di strada se ne è fatta parecchia, abbiamo avuto diverse decine di ragazzi che sono passati attraverso la nostra sede e che sono riusciti a trovare un collocamento in azienda. In questo momento abbiamo una persona che sta facendo uno stage finalizzato ad un inserimento lavorativo ed abbiamo in prospettiva altre esperienze di questo tipo. Quello che è importante però è che i ragazzi, le persone, gli utenti imparano ad acquisire una mentalità lavorativa che sarà utile poi per la loro realizzazione personale. Quali i suoi sentimenti anche personali in questo momento così significativo, appunto una tappa quarantennale di una realtà preziosa realizzata dalla nostra famiglia in collaborazione con tante realtà del territorio e il sostegno anche della Regione Veneto? Il mio sentimento è un sentimento innanzitutto di riconoscenza e di soddisfazione per il lavoro fatto, di riconoscenza perché io guido il centro da 3 anni. Pur essendo stato dentro la nostra famiglia da molto tempo, però mi è stato dato questo incarico del 2019 ed raccolgo un'eredità importante che è frutto di lavoro di tante persone, di tanti operatori, della dirigenza, di Gigliola Casati che ci ha seguito, che ha in qualche modo promosso tutta l'attività. Quindi è un sentimento appunto di gioia, di soddisfazione e soprattutto un sentimento di riconoscenza anche nei confronti di tutti questi utenti, questi ragazzi che ogni giorno ci testimoniano una disponibilità ad essere persone sempre migliori. Oggi pomeriggio è stato un pomeriggio molto intenso, abbiamo ascoltato diverse conferenze, tante le persone intervenute per ricordare ma anche per fare il punto su questo tipo di attività come appunto il centro diurno di Bocca di Strada. Una sua impressione, una sottolineatura delle varie cose che sono state dette e condivise oggi? Ma guardi, io credo che la cosa più importante sia proprio il fatto di riuscire a metterci intorno ad un tavolo fisicamente per condividere delle strategie, degli interventi in rete, cosa che si fa comunque quotidianamente, ognuno nel proprio ufficio, nella propria organizzazione, per cui avere i rapporti, consolidare anche formalmente i rapporti con le realtà territoriali, con l'unità sanitaria locale, con gli enti locali, con le aziende del territorio e riconoscerlo in questo momento, credo sia proprio lo scopo, sia stato un po' lo scopo di questo convegno, di questo incontro. E ci fa piacere che ci sia questa attenzione comunque a continuare a lavorare in rete, perché come diceva una delle relatrici, il lavoro in rete iniziato negli anni '80 sta continuando e sta portando comunque frutti significativi, a volte con difficoltà, però è con l'assoluta certezza che è una strada che bisogna continuare a percorrere e di questo siamo tutti questi interlocutori ne sono convinti.
Un suo desiderio, un suo auspicio per quanto riguarda il futuro del centro, della nostra famiglia, di quanti si occupano di persone con disabilità? L'auspicio è che le persone con disabilità possano essere sempre più protagoniste della loro storia, del loro futuro, ed è in qualche modo anche l'attenzione che il centro pone nel tentare anche di modulare interventi in funzione anche dei bisogni che queste persone, che questi ragazzi manifestano e segnalano. Il tentativo è quello proprio di mettersi al servizio e cercare di essere sempre più vicini a queste necessità. Grazie e tanti auguri ancora allora per questi 40 anni. Grazie mille, grazie.